Dopo i 2 decessi di Treviso ieri pomeriggio si aggiunge un altro morto, questa volta a Venezia città, la prima del capoluogo, avvenuta nell'ospedale civile Santi Giovanni e Paolo. È arrivata anche la conferma del primo caso di coronavirus a San Donà di Piave. Si tratta di un uomo di 81 anni che vive con la moglie e il figlio. Era stato trasportato in ambulanza al pre-triage allestito nell'apposita tenda della Protezione Civile attigua al pronto soccorso, dove il personale medico ha accertato il contagio. Successivamente l'81enne è stato trasferito dall'area di pre-triage al reparto malattie infettive dell'ospedale civile di Venezia. Poi il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 4 ha preso in carico i familiari e attuato il protocollo regionale che prevede la sorveglianza al domicilio per 14 giorni dall'ultimo contatto con il contagiato. Il sindaco Andrea Cereser invita però tutti i cittadini a mantenere la calma. Non devono farsi prendere dal panico né alimentare il panico. E in secondo luogo ribadire tutte quelle misure di igiene che vengono diffuse nei diversi modi e che riguardano proprio il comportamento che uno deve assumere quando va in locali pubblici, quando incontra altre persone, relative al lavaggio delle mani, al fatto di non toccare la bocca o le congiuntive con le mani, eccetera. Quindi queste misure.